Allora, il vino più rappresentativo dovrei dire quello che gli altri ritengono che sia più rappresentativo, perché in realtà i miei vini per me hanno tutti un motivo. Quello che mi riconoscono più rappresentativo, ma probabilmente per il territorio in cui sono, è lo Schioppettino. Sono a 2 passi da Prepotto e non lontana da Cividale, sono esattamente a metà e qua lo Schioppettino viene proprio bene, nel senso che è proprio nella sua zona. E l'abbinamento sono sempre, come dico, tutti da provare perché non esistono quegli abbinamenti fissati per cui con quel vino sicuramente sta bene quella determinata cosa, dipende appunto dal produttore, dalla zona di produzione, eccetera. Sicuramente lo Schioppettino si sposa molto bene, in genere con i formaggi e in genere con i salumi. E, l'abbinamento che mi aveva soddisfatto di più, ma magari è un po' azzardato ed è da provare, è con un baccalà. Con un baccalà ci stava, quindi il baccalà è anche una cosa che si può trovare in tutta Italia e quindi la parte sapida del pesce stava con la speziatura dello Schioppettino, da provare. Allora, sicuramente qui a 2 passi siamo a Cividale, lo si può trovare da De Feo, che è anche un bellissimo ristorante che propone tutti i vini della zona e dove c'è anche il nostro e anche il nostro Schioppettino. E poi ci sono comunque anche il bar, il San Marco, sempre a Civitale, dove c'è la possibilità con dei cicchetti di assaggiare anche lì i nostri vini. Allora, beh, qui siamo a Cividale e Cividale è famosa per la gubana, per cui sicuramente la gubana e la gubana della nonna ad Azida, che è qui a 2 passi da Cividale, e dove c'è la possibilità anche di fare il corso per imparare a fare la gubana, per cui è una cosa insomma molto particolare mettere le mani in pasta. E sicuramente in Friuli i formaggi, perché un friulano non potrebbe mai vivere senza formaggio. Altra donna della Benecia di cui io faccio parte, Elisa Manige a Tiglio di San Pietro Natisone, quindi nelle valli del Natisone, piccolissima azienda dove ci sono mucche a stabulazione libera e questi formaggi veramente strepitosi. Allora, luoghi da visitare qui intorno si può spaziare dalla parte, diciamo, architettonica culturale alla parte meramente naturalistica, perché siamo in una zona che è ancora selvaggia, nel senso che l'intervento umano è poco evidente, quindi questo già di per sé fa di certi luoghi delle cose uniche. Sicuramente Cividale è una cittadina da visitare con tutti i suoi angoli, i suoi scorci, dove c'è fortissima l'influenza dei Celti e quindi dal tempietto longobardo all'ipogeo celtico. E, qui vicino a me, quindi un po' fuori Cividale, c'è il Castelmonte, che è veramente questa roccaforte dove all'interno c'è appunto questa basilica con questa Madonna nera, fra l'altro una delle poche in Italia, e con degli ex voto che sono una meraviglia, cioè con delle immagini dipinte in cui c'è il racconto della motivazione della grazia. Sono veramente dei piccoli pezzetti di storia e di vita, soprattutto contadina. E poi invece appunto la parte naturalistica, salendo nelle valli del Natisone e seguendo anche il corso del fiume, sia queste gole molto belle dove è possibile magari fermarsi sulla sponda a prendere il sole, e salendo su fino ad arrivare praticamente a Caporetto. È tutta una zona naturalistica molto molto bella.